Buonasera da Resistenze Meridionali, buonasera, trasmettiamo dall'Officina delle Culture Gelsomina Verde di Scampia e come sempre Resistenze Meridionali entra nelle vostre case raccontandovi storie di riscatto. Non è solo il riscatto del nostro mezzogiorno, insomma, al quale siamo legati e col quale, insomma, proviamo in simbiosi a riscattare l'intero territorio, ma oggi vi raccontiamo una storia di resistenza del nostro paese, una storia di resistenza, di partigiani, insomma, di quella parte bella della storia del nostro paese che ancora oggi siamo fieri di poter raccontare. Siamo qui stasera con Adelmo Cervi, insomma il cognome di per sé non ha bisogno di presentazioni. Ciao Adelmo. Ciao. E benvenuto. E Adelmo è il figlio di uno dei 7 fratelli Cervi, ci racconterà poi nello specifico, ed è qui stasera a Scampia. Perché? Perché ci sono in atto delle iniziative a livello nazionale e quindi il passaggio di Adelmo dalle nostre parti era doveroso per l'amicizia che ci lega ad Adelmo, ma soprattutto per le storie di riscatto che poi si somigliano sempre di più. I nostri territori si somigliano per storie e per condizionamenti sempre di più e oggi vi vogliamo raccontare chi è Adelmo e soprattutto perché è qui stasera all'Officina delle Culture a raccontarvi la sua esperienza. Adelmo, grazie. E tu hai un'eredità, ti porti con te dietro il bagaglio culturale e storico di diverse generazioni, no? Di quella resistenza italiana che se ne parla fin troppo poco, ma tu ce la puoi raccontare perché sei testimone diretto. Ma io sto girando un po' tutto il paese. Stamattina ho incontrato i ragazzi delle scuole dell'istituto qua di Scampia, mi fa anche piacere essere qua. Io sto portando in giro la storia di una famiglia, io dico non di eroi, ma una famiglia di combattenti, una famiglia che hanno pagato con la vita per avere un po' di giustizia in questo mondo, ha pagato con la vita per liberarsi dal nazifascismo, per liberarsi dalla dittatura fascista, che è stata una delle dittature più orrende che ci possa essere, e quindi mi fa piacere essere qua, di portare questa storia come la sto portando in giro. È una storia importante, una storia che nasce e che vive durante il ventennio della dittatura fascista. È la storia di una famiglia di contadini, una famiglia di mezzadri, con mio padre che a 20 anni va a militare, che era responsabile dei cattolici del paese, una famiglia molto cattolica, una famiglia praticante in qualche maniera. E poi scopre che c'è un mondo diverso, scopre che c'è un mondo in cui i contadini, i lavoratori, no, anche si devono difendere e che non saranno più sfruttati dai padroni vari che hanno in giro. E questa ha cominciato la loro lotta all'interno di quello che è stato il ventennio fascista, e da lì è cominciata una storia che li ha portati a lottare, a fare un po' battaglie clandestine con tanti compagni che allora erano braccati continuamente, ed è stata una storia che ha segnato anche un momento di riscossa da parte del nostro popolo, almeno da parte del popolo antifascista, perché quando si parla di un popolo non si dice i popoli sono tanti, quindi c'era il popolo antifascista, gente che è stata cacciata in galera, che è stata mandata in esilio, che è stata uccisa anche nelle piazze e nelle strade, ma c'era anche il popolo fascista, se no diciamo che la dittatura fascista, se non c'aveva un popolo di dietro, sarebbe stato difficile avere così, insomma, arrivare a scatenare come è stata scatenata la seconda guerra mondiale. Anche il nazismo aveva fatto anche presa in una parte del popolo tedesco. Insomma, è stata una storia molto complicata, una storia che però ha portato tanti a ribellarsi e a conquistare quella libertà che abbiamo conquistato il 25 di aprile. Io faccio sempre dei dati per dire quanto è costata quella guerra. La guerra
la seconda guerra mondiale, che ci tengo sempre a dire che è stata scatenata dai nazifascisti, è una guerra che ha portato a morte più di 50 milioni di morti a livello mondiale, è una guerra che ha portato più di 40 milioni di morti a livello dell'Europa, centinaia di migliaia di nostri compatrioti, tra combattenti, tra quelli che sono stati uccisi nelle rappresaglie criminali, come è stato a Marzabotto, come è stato a Stazzema, come è stato da tante altre parti, da parte di tutto il nostro paese. Sono migliaia e migliaia che sono caduti sotto il piombo nazifascista. Quindi questo era... C'è stato un popolo che molti non lo riconoscono e che magari è stato anche trattato male, che era il popolo sovietico, che ha pagato con più di 25 milioni di morti per poterci, quindi diciamo che è stato quello che ha dato più e che ci ha dato la possibilità di poterci liberare dal nazifascismo. E questo è stato, pensava la grande armata nazista, pensava di conquistare l'Unione Sovietica, e poi dopo invece si sono impattati e hanno trovato un popolo che ha risposto pagando un prezzo molto pesante, ma che ci ha dato la possibilità di arrivarci, ma con l'aiuto di alleati, con tutti quelli che ci sono. Però generalmente quando io parlo con tanti, che gli dico chi è che ha contribuito a liberare il nostro paese e a liberare l'Europa dal nazifascismo, tutti quanti gli americani, ma dei sovietici non ne parla quasi nessuno, no? Si parla dei 6 milioni di ebrei e non si parla dei 50, 40, 20, ma milioni e milioni che hanno pagato con la vita per colpa di questi criminali nazifascisti. Adelmo, il tuo papà e i fratelli furono trucidati dai nazifascisti. La possiamo ricordare questa cosa? Insomma, non sono morti in vano, innanzitutto, no? Perché se oggi siamo qui a parlarne è perché, insomma, il loro gesto eroico lo ricordiamo ancora. E a Scampia è stato dedicato uno spazio con dei murales davanti a via Fratelli Cervi, tra l'altro, davanti ai campi dell'Arci Scampia. Ci vuoi parlare di questo gesto eroico del tuo papà e dei fratelli? Ma intanto devo dire che non lo chiamo gesto eroico. Io sono anche molto contrario a questo discorso del mito e degli eroi, perché erano persone umane come tutti quanti noi, non erano il mito, non erano dei dei, ma erano gente come tanti quanti di noi, che a un certo punto hanno capito che bisognava lottare per liberarsi da questo. Quindi io lo dico perché spesso noi usiamo la parola eroe per dire che, insomma, quando uno fa qualche cosa particolarmente forte è un eroe. Io penso che dovremmo dire che invece lui ha fatto se quello che ha fatto mio padre, l'avessero mio padre partito, che era un contadino, un mezzadro, quindi non aveva tante cose, e poi ha capito quante cose bisognava essere presenti in questo mondo, quanto bisognava lottare contro lo sfruttamento che subivano, e quindi ha iniziato questa lotta non per diventare un eroe, ma perché c'era bisogno per liberare il nostro paese di quello che era la dittatura fascista. E quindi su questo si sono impegnati, come tanti che hanno bisogno di dare solidarietà, che hanno pagato con la vita anche per dare solidarietà che ne aveva bisogno. In questo caso, se la solidarietà fosse stata, che ci fosse stato, ma tanti e tanti, perché noi è arrivata la liberazione, è arrivata poi un'epopea importante, ma per tanti anni nel ventennio fascista erano pochi, dovevano essere clandestini, dovevano fare battaglie di nascosto, come ha fatto mio padre, come hanno fatto in tanti. Diciamo che erano degli eroi perché forse così ci laviamo un po' la coscienza nostra, no? Noi siamo normali e deleghiamo. Allora noi dovremmo dire che forse in quel momento normale era mio padre, miei zii e tanti che hanno capito che bisognava lottare per liberarci da questo, e che se fossero stati in tanti forse non avremmo avuto. C'è stato un fatto che dice che molti si sono sentiti obbligati, sai, quelli che erano nell'impiego pubblico, maestri così, se non avevano la tessera del fascio non avrebbero potuto operare dove erano. Si parla che
e su 300.300, tanto per dire nomi che non l'hanno fatta, se invece di essere 300 che non hanno fatto e sono stati maltrattati, fossero stati gli altri 300.000 che l'hanno fatta, il contrario, 300.000 che dicono di no, perché quando si dice una cosa ingiusta bisogna dire di no. E forse la storia sarebbe anche cambiata, come dire, in tutto quello che era. Se io ci porto in giro dei documentari che faccio vedere, c'è una scena dove c'è Mussolini che appare il balcone a Piazza Venezia e che dice che era una giornata radiosa perché l'Italia aveva dichiarato guerra alla Francia, all'Inghilterra, all'Europa, no? Si era imbarcata con i nazifascisti in questa criminale guerra, convinto di spartirsi l'Europa, poi dopo è andato in modo diverso, però si vede che la scena del pubblico che c'è piena la pazza, che esultano. Io dico, se invece di esultare qualcuno l'avesse preso e buttato giù dal balcone, forse la storia non si fa con i sei, ma forse sarà ben detto. E quando dicono che fatto, come dire, sai che c'è il detto, fatto morto un papa se ne fa un altro, ma se quello che viene dopo viene perché quello di prima è stato bastonato, forse ci pensa per fare cose come invece quando tu li lasci liberi. Spesso il dittatore è il dittatore perché c'è troppa gente che lo lascia fare questo, potente, con l'appoggio dei potenti, con l'appoggio di tutto quello. Ci vuole un popolo che dice basta quando è il momento di Adelmo, dirlo. quello che dice è importante perché noi la riportiamo sempre ai nostri territori. Se tutti cominciassimo a denunciare la camorra e la mafia smetterebbe di esistere, no? È la stessa cosa, insomma. Più persone al giorno cominciano a denunciare, più questi devono indietreggiare, non possono mangiarsi la nostra città, insomma. L'esempio calza a pennello, insomma, no? Noi lo riportiamo ai giorni nostri sui nostri territori, quindi c'è bisogno di fare scelte quotidiane, di impegnarsi quotidianamente con coerenza in tutto quello che si fa, che sia insomma rivolto al nazifascismo, che sia rivolto alla lotta contro la mafia. Adelmo, tu hai scritto un libro, ce l'abbiamo qui, lo vogliamo far vedere, sì. I miei 7 padri, e in realtà è esattamente quello che ci stai raccontando, no? Insomma, è la storia. Sì, racconto la storia di mio padre, la storia di mio padre che inizia questa. Pensa che questa storia nasce da una cosa di mio padre che finisce in carcere, quindi è una storia lunga per raccontare, comunque viene condannato innocentemente perché viene fuori da una famiglia, l'ho detto prima, contadini che avevano poco rapporto, che mezzadri, voleva dire lavorare tutto il giorno, noi eravamo una famiglia di 20 persone e su 20 persone vivevano in metà del raccolto di quel fondo e di quella fattoria, e quindi era una battaglia dura che dovevano portare. E da lì comincia tutta questa storia, una storia che poi porta avanti queste battaglie. Io dico che in qualche maniera si inserisce nella vicenda di tanti che hanno portato, si inserisce nella vicenda di gente che ha lasciato tutto, lui incontra in carcere, incontra gli antifascisti, che erano piene le carceri di antifascisti, e quindi scopre la possibilità dello strumento per poter lottare contro le ingiustizie che ci sono, per lottare contro lo sfruttamento che colpisce i lavoratori, che colpisce la povera gente. E da lì il suo impegno diventa un impegno costante, coinvolge la famiglia quando ritorna dal carcere di questi nuovi ideali che gli sono entrati dentro, riesce a portare perché pensa che questa battaglia è una battaglia dura, ma da solo non poteva farlo, quindi dovevano stare tanti e soprattutto ci doveva stare la sua famiglia, quindi riesce a portare avanti che la famiglia si schiera, chi più chi meno, sul fatto che bisognava portare avanti questa battaglia antifascista perché non si poteva vivere sotto una dittatura così orrenda come quella nazifascista, quel fascismo che avevamo. Tra l'altro la storia dei cervi è una storia che non c'entrano niente i nazisti. Io quando parlo non dico neanche i tedeschi o gli italiani, dico i nazisti, perché i tedeschi, quelli che si sono opposti al nazismo, sono stati i primi a pagare. Sai i campi di concentramento? Il campo di concentramento di Dachau, che è stato il primo, era stato costruito per mandare a morte gli antifascisti tedeschi.
Allora noi dobbiamo parlare di nazisti e di fascisti, non degli italiani e dei tedeschi o dei giapponesi o italiani. Parliamo dei regimi che hanno portato a fare questi disastri all'interno di questo mondo, senza parlare di tutti i regimi che abbiamo passato in questo mondo, Certo. è una cosa... Adelmo, il libro dove si può trovare? Allora, la storia del libro è un po' complessa perché era nato con un altro libro che ho portato in giro per un po' di anni, era un libro della PM, poi la PM ha avuto dei problemi interni e cosa ha dovuto fare, hanno smesso di pubblicarlo e io ho dovuto fare un'edizione straordinaria con una tipografia perché perché non avevo la richiesta di portare in giro dei libri, ma a un certo punto hanno smesso di pubblicarlo e quindi ho messo anche il titolo diverso, ho messo un titolo I miei 7 padri, tra l'altro questo è il titolo che me l'hanno messo quando mi hanno tradotto il libro che era Io che conosco il tuo cuore, me l'hanno tradotto in tedesco e in tedesco gli piaceva il titolo I miei 7 padri. Bello, Da questo bello. è nato questo libro, è nato il film, un docufilm che stiamo portando in giro, che quindi mi darà la possibilità di girare. Ci sarà un altro libro, Il ribelle dei Campi Rossi, che porterò in giro perché già io non ho scritto questo, io ho fatto fino alla seconda elementare e poi fino alle elementari, la seconda l'ha fatta mio padre. Io mi confondo, io ho fatto fino alla quinta elementare e poi sono dovuto andare nei campi a lavorare perché non c'era più, c'erano solo le donne. Quando parlo, che dico sempre, oltre che la storia dei 7 fratelli, c'è anche la storia della famiglia, delle 4 vedove, una famiglia di 11 ragazzini più grandi di 8 anni che hanno dovuto fare un sacrificio enorme per arrivare alla... Il libro va letto, prendetelo. Adelmo stasera sta al Gridas, per chi volesse, c'è la proiezione del documentario che racconta un po' la sua vita. Noi vi dobbiamo lasciare per questioni di tempo. Grazie Adelmo per essere stato qui. Grazie, dico solo che c'è ancora bisogno di combattenti perché delle ingiustizie ne abbiamo parecchie e siamo qua in un luogo dove c'è tanta passione per portare avanti, dare solidarietà ai più disperati e disastrati di questo mondo e penso che c'è ancora bisogno di lottare contro le ingiustizie, soprattutto di lottare in pace, in democrazia e di fare in modo di non arrivare sempre a delle guerre che portano a morte migliaia di ragazzi giovani e non portano mai a quelli che sono i responsabili delle porcherie che girano in questo mondo. Grazie ancora dall'Officina delle Culture.